Buon pomeriggio, sono Andrea Vigliotti dell'Associazione Culturale Mestre Mia e vi do il benvenuto a questo nostro incontro dedicato al porto della nostra città. Un saluto anche a quanti ci seguono o ci seguiranno in streaming sulla nostra pagina Facebook o più tardi su YouTube. Lasciatemi dire subito che questo è un incontro che da tempo cercavamo di realizzare e quindi siamo molto contenti di esserci riusciti e di conseguenza un grazie di cuore a CISL Venezia e Propeller Club Porto Venice, senza il cui supporto e contributo non ci saremmo riusciti, e naturalmente agli illustri ospiti che hanno accettato il nostro invito e che daranno il contenuto all'incontro. Mestre Mia è un'associazione culturale molto radicata in diversi e differenziati ambiti della nostra città, e questo ci ha permesso di renderci conto da tempo che per molti cittadini, per tanti di noi non addetti ai lavori, il porto è una realtà che abbiamo chiamato un vicino misterioso, come quei vicini di condominio che si sa ci sono, ma non si vedono mai, non si sa esattamente bene che fanno, non si ha la più pallida idea se siano personaggi importanti o meno. E da qui l'idea di provare a contribuire per ridurre queste distanze con una iniziativa conoscitiva. Ci ha fatto quindi molto piacere constatare come dalla presenza di questa sera in sala che questa iniziativa ha riscontrato un grande interesse per tanta parte della comunità attuale, anche perché l'abbiamo letto come un segno di un desiderio di dialogo e di relazione fra la comunità e la cittadinanza. In questa logica di incontro abbiamo pensato con il mio presidente Andrea Sperandio di proporre il saluto di Mestre Mia sotto forma di una brevissima presentazione di una prossima iniziativa che da molti anni coinvolge tanti soggetti, singoli cittadini, ma anche soggetti istituzionali della città, e alla quale ci piacerebbe che anche rappresentanti, attori della comunità portuale partecipassero. In sostanza, un modo per dirvi con questo saluto: dopo oggi torniamo ad incontrarci. Grazie Andrea. Buonasera, un saluto a tutte e a tutti, è un gran piacere vedere una sala così numerosa questa sera. L'argomento lo merita tutto evidentemente, e leggerò due cosettine e faccio uno spoiler per questa iniziativa che faremo per il 6º anno consecutivo, che è questa maratona di voci contro la violenza sulle donne. Allora, intanto desidero ringraziare tutti i relatori e i partecipanti per aver contribuito a rendere questo incontro così ricco e stimolante. Come Associazione Mestre Mia crediamo che la conoscenza e il dialogo siano il punto di partenza per costruire una comunità più consapevole e coesa. Per capire meglio ciò che ci circonda, come oggi abbiamo fatto parlando del porto, che parleremo del porto, significa sentirci parte attiva di un territorio che evolve, che produce e che cresce. Ed è proprio con questo spirito che ci accompagna verso il nostro prossimo grande appuntamento, appunto, la maratona di voci contro la violenza sulle donne, che si terrà martedì 25 novembre all'Auditorium Cesare De Michelis. È, lo ricordo, la 6ª edizione. Sarà la 6ª edizione di un evento che nel tempo è diventato un punto di riferimento cittadino, organizzato da noi di Mestre Mia, insieme quest'anno
al Soul Optimist Club di Mestre Venezia e al Panathlon Club di Venezia Mestre. Quest'anno la maratona proporrà una formula nuova, una giornata intera dedicata all'argomento, che comincerà alle 8:30 e si concluderà alle 19, con testimonianze, letture, musica, sport e altro, per dar voce a chi si impegna ogni giorno contro la violenza di genere. La mattinata sarà dedicata in particolare agli studenti e alle scuole per promuovere una cultura del rispetto, fin dalle nuove generazioni. Il pomeriggio invece centreremo l'obiettivo che è molto importante, il focus sarà sullo sport, quindi il body shaming e il bullismo, con la partecipazione di atleti, associazioni e realtà del territorio. La maratona di voci è prima di tutto un momento di comunità, un'occasione per unire mondi diversi, la scuola, il lavoro, la cultura, lo sport, intorno a un messaggio condiviso. La violenza si combatte insieme, con la consapevolezza, con l'educazione e con l'esempio. Approfitto quindi di questo pubblico così qualificato che oggi riunisce università, istituzioni, rappresentanze sociali e realtà produttive per lanciare un invito. Facciamo rete anche su questo. Ogni collaborazione, ogni voce, ogni gesto conta. Il 25 novembre non è solo una data del calendario, ma è un impegno per contribuire e per costruire una società più giusta, più rispettosa e più umana. Quindi vi aspetto tutti, la maratona è molto lunga, tutta la giornata sarà possibile anche intervenire, anche le persone che sono sedute potranno intervenire, anche cittadini, ci sono cittadini, istituzioni, autorità, forze dell'ordine, patrocinato come vedete dalla Regione, da UNESCO, dalla Camera di Commercio, quindi ci sarà anche la signora che ho qui a fianco con la CIS per il secondo anno, mi sembra. Sì, confermo, per il secondo. Quindi sarete tutti benvenuti e se questo serve per fare rete e abbiamo capito che facendo rete qualcosa si fa, ve ne saremo grati. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Ho già espresso ringraziamento al Propeller Club per il supporto all'iniziativa, ma ci tengo a esprimere il mio personale al suo presidente Anna Carnielli, la quale ha avuto anche la sensibilità e la generosità di pensare di completare questa nostra iniziativa con un rinfresco che seguirà al termine dell'incontro nel locale qua a fianco, la Patatina M9. Quindi grazie doppiamente. Grazie al club. Prego per il saluto. Buonasera a tutti, siamo molto lieti come Propeller Club, che peraltro magari chi non lo conoscesse, il Propeller Club in questo caso Porto Venice, perché ci sono i propeller nei vari porti sia nazionali che internazionali. Rappresenta il cluster marittimo locale e raccoglie sia istituzioni, rappresentanti istituzionali che privati, perché non do mai per scontato che uno conosca di che cosa si tratta, perché il Propeller Club poi magari uno si fa la domanda che cos'è, cosa no. È un club culturale dello shipping e questa cosa la rimarco perché dobbiamo anche noi ogni tanto ricordarcelo, nel senso che si creano poi relazioni importanti fra gli associati, però dobbiamo sempre tenere a mente che si tratta appunto, come ho appena detto, di un club culturale che deve favorire l'apertura, il confronto e in questa serata abbiamo accolto e plaudiamo a questa iniziativa, perché io dico sempre il porto, adesso non vorrei dire cose scontate perché non lo sono, il porto senza le merci, senza la logistica che parte dalla terra è un mero manufatto, cioè nel senso rimane quasi in maniera triste qualcosa di inanimato. Quindi necessariamente il porto ha bisogno della terra e quindi è vicendevolmente. Ringrazio in particolare comunque il professor Soriani di Ca' Foscari che ha agevolato questa nostra liaison, perché è un vulcano di fervide iniziative culturali di cui beneficiamo molto spesso
spesso noi, e questa cosa va data atto perché, insomma, ne va data atto di questa cosa perché non è mai da dare per scontato questa disponibilità da parte dei singoli, perché ognuno di noi, sia nella vostra associazione, immagino che nella nostra, insomma, ogni associazione è composta da persone. Ci può essere una persona che ha l'interesse e la disponibilità a spendersi in una certa direzione e anche oltre al proprio orario di lavoro, quindi il nostro club in questo contesto, che vedo anche peraltro ben rappresentato, è proprio accolto con interesse reale questo invito a partecipare all'incontro odierno, proprio per disporsi a, come dire, favorire quella circolarità di idee, di relazioni, in cui ognuno di noi all'inizio magari deve sentirsi un po' scomodo, perché vuol dire che va fuori da quella che adesso chiamano la propria comfort zone, perché altrimenti facciamo le vetrinette autoreferenziali, anche noi nel nostro club. Quindi le cosiddette sfide, nel senso buono del termine, sono certa che da noi raccolte contribuiranno a far avere delle ricadute magari positive poi nelle singole situazioni. Questo è l'auspicio e relazioni che si hanno poi magari a gestire in situazioni anche lavorative. Ringrazio della disponibilità dimostrata da parte dei nostri 3 soci che sono oggi presenti, abbiamo Daniele Marchiori e Mauro Marchiori, rispettivamente Vecco, e quindi vorrei un applauso rappresentante di multiservice, quindi 2 tipologie di terminal proprio per raccontare tipologie di lavoro e di lavoratori differenti. E abbiamo Mauro Piazza, presidente della cooperativa lavoratori portuali, al quale va un grande applauso. Questo, dopo vi taccio, si potrà comprendere come anche all'interno del club c'è trasversalità di funzioni e quindi è da qui che nasce come dire, la ricchezza per la quale io penso siamo stati anche interessati e contattati, quindi mi sembra che sia questo un bel segnale per il lavoro che stiamo tutti come gruppo svolgendo, e quindi ringrazio il coordinatore e presidente Bigliotti, perché siamo riusciti, pur non conoscendoci, a lavorare a distanza per l'incontro odierno. Grazie. Bisogna orientarsi un attimo anche in questi aspetti pratici. Grazie, buonasera a tutti. Monica De Stefani, CIS di Venezia, e vi porto i saluti da parte della CIS che oggi rappresento. Con molto piacere vedo dei giovani, non voglio mettervi in imbarazzo a entrare, dell'Istituto Nautico Venier di Venezia. Che per me è una grandissima emozione e non sentitevi in imbarazzo, ragazzi. Io sono... Ma è una classe intera obbligata dall'insegnante? No. E io sono un insegnante, vengo dal mondo della scuola, quindi quando vedo dei giovani che riusciamo a coinvolgerli e riusciamo a portarli fuori dell'orario scolastico, quindi non obbligati, in un contesto associativo di relazioni e di rete, il mio cuore proprio si riempie di gioia, e qui mi rimetto i miei panni attuali di sindacalista. Ragazzi, mi dispiace solo che ma sono giovani per stare in piedi. Ecco, perché penso che con oggi insomma non si arriva mai, per oggi siamo la dimostrazione concreta che le realtà associative dei più disparati livelli, quindi quella sindacale come la CIS di Venezia e con quella culturale di Mestre Mia, insomma, possono dialogare, possono costruire, possono confrontarsi e possono crescere insieme, non per noi che abbiamo già un percorso di vita avviato, ma per i nostri giovani che sono il nostro futuro e che dobbiamo rappresentare dignitosamente. Possono essere tutti i nostri figli, e abbiamo, mi sento di dire, una grandissima responsabilità, che è quella di dar loro la parola e di ascoltarli, perché le esigenze
di quando eravamo giovani noi di qualche decennio fa sono molto diverse di quelle dei giovani di oggi, problematiche molto diverse in una società molto cambiata, la cosiddetta società liquida che ci mette ogni giorno alla prova come cittadini, come genitori, come insegnanti, come educatori, come associazioni e come corpo intermedio e come istituzioni. Quindi qua probabilmente sono andata un po' fuori tema perché sono stata piacevolmente colpita da questa presenza, e quindi il mio invito è di dialogare di più, soprattutto tra generazioni diverse, perché veniamo anche oggi da un momento di confronto con quelli che saranno i nostri futuri consiglieri regionali, assessori e via dicendo, dove c'è stato anche un momento di scambio intergenerazionale, perché è una delle strade e dei percorsi che come CISL di Venezia, a cui stiamo lavorando tantissimo, quindi costruire nel tema dell'abitare in particolare, ma non solo, in uno scambio di dialogo reciproco. Ecco, io e Andrea ci siamo conosciuti proprio attraverso una di queste iniziative, che è quella delle STEM, che vuole valorizzare giovani donne laureate in materie STEM. Poi collaboriamo appunto, come diceva Andrea, anche per il 25 novembre, altro tema in cui come sindacato siamo molto attenti e in cui vogliamo dire la nostra, perché come RSU, come figure presenti nei posti di lavoro, possiamo essere un catalizzatore, un intercettatore di situazioni di disagio di tutte le tipologie più possibili, più diverse, immaginabili, e quindi noi con molto piacere abbiamo collaborato alla costruzione di questo momento. E qui mi taccio. Grazie. Entriamo nel vivo dell'incontro e allora chiedo ai primi due ospiti, Stefano Soriani, molti di voi lo conoscono, professore ordinario di geografia economico-politica all'Università Ca' Foscari, e Marino De Terlizzi, segretario regionale abbiamo proposto ai nostri due ospiti dei titoli per consentirci di avvicinarci a una conoscenza generale di primo atto, diciamo, del porto. Al professor Soriani abbiamo chiesto di fornirci il titolo "Uno sguardo ampio sulle città portuali". Grazie professore. Grazie Andrea. Beh, innanzitutto grazie a Mestre Mia, al Propeller, alla CISL. Io devo dire che credo di aver quasi totalmente esaurito il mio compito nell'aver favorito questo incontro, e anche alla luce dei tantissimi operatori che lavorano in porto, che lavorano nel settore portuale, che sono presenti questa sera, credo sia necessario che io riduca davvero il mio intervento solo ad alcuni punti, per poi lasciare spazio a chi vive e lavora nel porto quotidianamente. Voi sapete che esiste l'European Seaport Organization, che è un'organizzazione di autorità portuali a livello europeo, e uno degli slogan che vengono più spesso citati è "The world is in transition, ports are in transition". Il mondo sta cambiando, i porti stanno cambiando. In realtà io credo che chi lavora nei porti sa benissimo che i porti sono sempre cambiati, cioè i porti, nonostante la loro, come dire, concretezza di infrastruttura, no? Le banchine, le gru, no? Che chiamano i tempi medi e lunghi delle cose, in realtà i porti da sempre sono oggetto di sfide, di stimoli, e sono chiamati, direi, quasi ogni giorno ad affrontare nuovi problemi, a cercare di valorizzare nuove opportunità. Ovviamente ogni porto ha una sua storia. Venezia ha delle caratteristiche particolari, è un porto regolato, è un porto vicino ad una città che è un'icona globale dei problemi che la contemporaneità offre. Pensate al tema del cambiamento climatico, al tema dell'overtourism, eccetera. È un porto che è localizzato in una laguna di una gestione complessissima. Chi si occupa di queste cose, basta pensare
alle sorti del piano morfologico, no? Che dovrebbe essere in qualche modo uno strumento di indirizzo di non poco conto. Però ci sono alcune tendenze che sono di natura generale e davvero in 3 minuti le riassumo in maniera molto sintetica, perché sono cose credo ben note. L'intermodalità e l'integrazione logistica, questa ormai è una cosa che noi sappiamo bene, costituisce un elemento di fondo del mondo portuale. A me rispetto a questo preme sottolineare che ormai non si parla più solo di container, che per lungo tempo hanno rappresentato, come dire, la lente di ingrandimento attraverso la quale si guardava i porti, ma è ovvio che Rinfuse, Breakbulk, Project Cargo, eccetera, eccetera, Ro-Ro costituiscono dei segmenti assolutamente fondamentali rispetto ai quali i temi della qualità dei servizi offerti è senz'altro importante. Abbiamo una visione ancora oggi molto vecchia di quello che è Porto Marghera, questo è un punto estremamente importante, perché se noi parliamo con i cittadini, con le persone che vivono a Mestre o a Venezia, l'idea che si ha di Porto Marghera è un'idea assolutamente datata, e devo dire che anche i dati e le statistiche fanno grande difficoltà a render conto dei cambiamenti che sono in atto in questi ultimi anni. Quando io ho l'occasione di parlare ad esempio con Palma delle zone industriali o con altri, sento sempre una grande delusione rispetto al tema di come Porto Marghera continua ad essere rappresentato fuori dal contesto industriale, no? Fuori dagli ambienti dove le persone davvero vivono. Allora queste zone industriali, insomma, sono, come dire, dei laboratori dove l'economia circolare in qualche modo, le start-up, nuove attività a maggior contenuto di informazione, di qualità di servizi si stanno sviluppando. Non ci nascondiamo che esistono dei grandissimi problemi dal punto di vista della governance di queste macrostrutture, il tema delle bonifiche, no, lo conosciamo tutti, il tema della difficile realizzazione di una sorta di sportello unico, no, di funzione di regia, anche se da questo punto di vista la zona logistica semplificata qualche elemento di novità lo impone. I porti stanno cambiando dal punto di vista energetico, nel caso di Venezia la bioraffineria è un importante esempio, ma dappertutto si stanno qualificando come degli hub tendenzialmente aperti alle energie rinnovabili. Nel nostro contesto su questo c'è molto da fare, noi abbiamo un progetto immenso, che è il progetto dell'idrogeno, che è un progetto che ha un orizzonte evidentemente temporale molto lungo, però insomma ci sono dei segnali che ci portano a dire che anche nel nostro porto, così come in altre realtà portuali industriali italiane, si va nella direzione di un processo di decarbonizzazione, di valorizzazione di fonti alternative. Digitalizzazione, altro aspetto assolutamente fondamentale sul quale insomma non mi soffermo e le cui implicazioni saranno fondamentali anche dal punto di vista del mercato del lavoro, magari poi su questo si potrà dire qualcosa. I porti stanno diventando nuovamente delle leve di cultura portuale marittima, per tantissimo tempo questa cosa è stata un po', come dire, disattesa, no? Messa un po' in secondo piano. In realtà c'è tutto il tema di contribuire a stabilire cosa significa oggi per una città avere un porto, cosa significa oggi il concetto di marittimità, no? Che è una delle cose che ha fondato la storia per secoli di molte città portuali, che dagli anni 80 e 90 per tutta una serie di motivi è stata messa un po' in secondo piano. C'è un grandissimo tema di parità di genere, il mondo portuale si sta muovendo su questo, il mondo marittimo si sta muovendo su questo. Ricordo che insomma, il Consorzio Formazione Logistica Intermodale e altri attori con il progetto Io Porto Parità sta lavorando molto, no? Insieme all'autorità ovviamente, su questo campo. Anche Ca' Foscari con la professoressa Sara De Vido sta contribuendo alla nuova fase di progettualità di questo porto e altro elemento fondamentale, poi chiudo con quelli che sono un po' alcuni aspetti che stanno scandendo l'evoluzione dei porti, tralascio tutto il tema della geopolitica perché ci porterebbe molto distante del tema del dual use, cioè il fatto che la logistica militare potrà essere, come dire, un punto di svolta per alcune strutture portuali, temi che estremamente delicati che tutti noi sappiamo però essere, come dire, all'orizzonte, forse anche un orizzonte abbastanza breve. Concludo
ricordando il tema della gestione ambientale, perché i porti, voglio dire, il caso veneziano è un caso molto particolare, ma in generale i porti stanno abbandonando quella postura difensiva che hanno avuto per tantissimo tempo e si stanno proponendo per molti aspetti come dei partner di programmi di gestione. Ovviamente bisogna sapere che alcune strutture hanno un po' più di difficoltà nell'affrontare alcuni temi, ma la strada tracciata in molte realtà è una strada abbastanza netta. Allora, ciò detto, se questi sono alcuni punti che stanno muovendo un po' il contesto portuale, diventa fondamentale chiedersi cosa questo significa per una città, perché è chiaro che poi per una città questi elementi sono, come dire, portano, come dire, degli elementi di opportunità, ma anche degli elementi che devono essere valutati con grande attenzione. Allora il tema dell'occupazione, degli investimenti è un tema ben noto, benché sia molto difficile poi ricostruire la mappa, no? Del lavoro, dei posti di lavoro, degli occupati, degli investimenti, per tutta una serie di motivi, anche perché il lavoro e gli investimenti portuali si spalmano ormai su un territorio che esce da quello che è il recinto portuale classicamente inteso. A me preme sottolineare il tema delle competenze, cioè qua bisogna ritornare a riuscire a comunicare che i porti portano delle competenze estremamente qualificate, estremamente, come dire, di punta rispetto a temi legati alla marittimità, alla nave, all'innovazione tecnologica, che si fatica non poco a comunicare all'esterno. Questo è un punto, importante. C'è un tema di identità culturale marittima, come abbiamo detto, c'è un tema di riapertura di alcuni spazi con la città, anche questo è un punto importante che, insomma, nel nostro territorio investe un po' il tema della marittima, il tema di San Basilio, ma adesso io non voglio entrare nello specifico di queste questioni, ma voglio semplicemente dire che le relazioni con le città possono essere anche delle relazioni virtuose sotto tantissimi punti di vista, per il bene del porto, della reputazione del porto e per il bene della città. Ci sono ovviamente delle sfide enormi, il tema del lavoro è un tema fondamentale, okay? Perché la digitalizzazione, siamo alla vigilia di nuove fasi di automazione del lavoro nei porti e nelle navi, questo rappresenta, come dire, un campo di possibile evoluzione futura che va monitorato con grandissima attenzione, che non tocca ovviamente solo il lavoro portuale o il lavoro del trasporto legato al porto, ma che tocca tutto il comparto della logistica. Chi si occupa di logistica utilizza in maniera sempre più frequente l'espressione uberizzazione della logistica, no? Per dire che si va verso un comparto molto parcellizzato, terziarizzato, estremamente flessibile, che produce indubbiamente dei vantaggi dal punto di vista della competitività, ma che dal punto di vista del lavoro va monitorato con grandissima attenzione. Io sono cresciuto dal punto di vista culturale con l'idea che la logistica fosse sempre un settore estremamente qualificato, servizi di punta, eccetera. Questo è vero, c'è una fetta importante della logistica che è una logistica di questo tipo e gli operatori portuali rappresentano senz'altro un elemento forte di questa prospettiva, però rendiamoci conto che il settore della logistica è un settore per alcuni aspetti dove le condizioni di lavoro sono spesso delle condizioni estremamente delicate. Io credo che una delle questioni più importanti, al di là dei temi ambientali sui quali non ha senso entrare o al tema del porto regolato, sul quale insomma dovremmo dedicare tantissimo tempo, una delle questioni fondamentali rispetto al nostro contesto in particolare, in generale direi, ma in particolare rispetto al nostro contesto, è quello di cercare di ridurre la percezione che esiste tra il porto e la città a livello di cittadini. Qua lo dico in maniera molto anche tranchant, se volete. Molto spesso si sente al mondo portuale utilizzare l'espressione dobbiamo avviare un'operazione simpatia. Non è sufficiente. Bisogna entrare nel merito e nella sostanza
delle questioni. Il problema non lo si risolve semplicemente con delle campagne di comunicazione o delle campagne di marketing. Non voglio utilizzare l'espressione greenwashing, ovviamente, no? Sono ben distante dall'utilizzazione di questa parola. Però i problemi vanno in qualche modo condivisi, vanno discussi, vanno valutati assieme nel rispetto delle diverse posizioni, per cui i conflitti fanno anche parte dei processi di cambiamento e dei processi di innovazione sociale. Ma su questo bisogna investire molto. E bisogna investire molto con le scuole, ovviamente. A livello di università noi abbiamo costituito da un po' di anni un centro di studi sul mare, le città porto e le Blue Economies, tra l'Università Ca' Foscari e l'autorità di sistema portuale. Stiamo avviando dei corsi di economia di management portuale, dei corsi di storia portuali, dei corsi di governance, quindi cerchiamo di fare in modo che i temi portuali e marittimi diventino dei temi, come dire, un po' più presenti nella vita, diciamo così, dell'università e delle istituzioni culturali in genere. Faccio una semplice notazione e la faccio con un certo rammarico, devo dire. Io lavoro a Ca' Foscari da circa 32 anni, quindi ho avuto molti studenti che hanno fatto esami con me, diverse migliaia, e ho avuto forse 150-200 studenti che hanno scelto di fare la tesi su temi che io ero in grado di coordinare e di curare. Ecco, sono stati davvero pochi gli studenti più bravi che immaginavano un loro futuro nel mondo portuale e marittimo. Tutti volevano fare finanza, tutti volevano banca, assicurazioni, start-up, digital di qua, digital di là, ma la realtà, no, di chi diceva io mi immagino un futuro nel mondo portuale e marittimo era una realtà estremamente limitata, direi quasi limitata alle persone che per questioni familiari conoscevano il contesto, il figlio di un agente, il cugino di un armatore, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che su questo si debba investire molto. C'è una grande disponibilità, io lo dico perché abbiamo avuto modo anche di interfacciarci con imprese che sono qua oggi sulla disponibilità di ospitare stage, no, di studenti con l'autorità di sistema portuale, e credo faremo ulteriori sforzi per andare in questa direzione, no? Però abbiamo molto da fare, perché fino a quando questa distanza percettiva non si riduce, credo che i problemi saranno difficilmente risolvibili. Poi c'è il tema del fare squadra, è ovvio, la Port Business Community rappresenta un passaggio fondamentale da questo punto di vista, ma bisogna allargare un po' l'ambito. Chiudo richiamando una questione che immagino la gran parte di voi conosce, ed è il tema della governance portuale. Ecco, vediamo cosa succederà a livello nazionale, no? Come voi sapete c'è un grande dibattito sulla riforma, in realtà non è intanto un dibattito pubblico, no? Ma c'è qualche riflessione, voglio dire, che sta mettendo un po' in allarme, e anche l'esperienza recente, devo dire, recentissima di questo ultimo anno sul tema delle nomine, ci fa pensare come ci siano degli elementi di fragilità nei meccanismi decisionali che non favoriscono, anche l'assunzione di responsabilità e la necessità di alcune scelte rispetto alla visione futura dei porti. Ecco, io credo che questa sarà una partita fondamentale, perché se troverà conferma l'idea di una progressiva centralizzazione delle decisioni portuali, perché è lungo quella strada che il nostro governo, non solo l'ultimo governo, va detto, si sta muovendo, credo che questa sarà una cosa sulla quale si dovrà riflettere molto.
Concludo dicendo che i problemi sono molti, ovviamente, e tutti noi li conosciamo, voi li conoscete sicuramente meglio di me lavorando nel settore. Ci sono però anche molte opportunità e credo che si debba in qualche modo far uscire anche l'entusiasmo e la voglia di innovazione che questo settore ai diversi livelli molto spesso è in grado di esprimere. Vi ringrazio. Soprattutto a nome di noi esterni, diciamo, che abbiamo bisogno di capire quante potenzialità soprattutto ci sono pur a fronte di passaggi critici importanti. La domanda che abbiamo rivolto, il titolo al segretario Terlizzi, è altrettanto impegnativa: il nostro porto, dimensioni, attività e occupazione. Grazie di raccontarci questi aspetti. Allora, buonasera a tutti, mi unisco anch'io ai ringraziamenti all'Associazione Mestre Mia, perché condivido il fatto che il porto di Venezia, al pari di Genova, piuttosto che Napoli, debba essere un porto vissuto dalla città e non visto come una sorta di ecomostro. Andrea mi ha chiesto in parole semplicistiche, anche per i non addetti ai lavori, di tentare di spiegare che cos'è la realtà portuale e quali sono i risvolti in ambito lavorativo. E sono anche contento e sorpreso favorevolmente di vedere tutti questi ragazzi che il più delle volte invece sono legati ad altre attività e che snobbano invece tutti i comizi degli adulti. Allora, io ho un bambino piccolo che frequenta le elementari e qualche tempo fa mi ha chiesto, soprattutto durante il periodo del Covid, quando facevamo quelle interminabili videoconferenze per tentare di risolvere i problemi legati all'assenza di lavoro con la cassa integrazione, in una videoconferenza mi abbia a perdonare il dottor Calderan se lo cito perché è diventato un amico del dottor Calderan, è riuscito, mi chiedeva per l'appunto in cosa consistesse il porto. Ho provato con parole semplicistiche a spiegargli che il porto di Venezia e Marghera e Chioggia, oggi un'unica realtà operativa integrata, sono dei luoghi costruiti da lavoratori dove arrivano le navi da tutto il mondo e vengono accolte per consentire l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, di mezzi e beni strumentali e merci. In porto vengono effettuate delle operazioni di trasporto, deposito e distribuzione dei prodotti e delle materie. Questo insieme di attività si chiama logistica, che la nostra organizzazione tenta di rappresentare anche per quello che riguarda il mondo del lavoro. Purtroppo, data l'età, era perplesso e non ha capito molto bene. E allora mi sono fatto aiutare da Babbo Natale, dal trenino Thomas. Babbo Natale è uno specialista della logistica, perché dopo aver prodotto i giocattoli con i suoi elfi durante l'anno, ha bisogno di un magazzino per depositarli in attesa di consegnarli ai bambini sotto l'albero. Dal magazzino del Polo Nord, vi ho spiegato, ha bisogno di elfi magazzinieri per caricarli sul trenino Thomas, che poi velocemente li porterà in porto a Venezia, dove troverà altri elfi che faranno funzionare camion, gru, stacker e tutti i mezzi utili per consentire la caricazione a bordo delle navi e di inviare i giocattoli a tutti i bambini del mondo. È andata bene, l'ha capita. Por di metafora, i nostri porti lagunari di Venezia e Chioggia godono di una posizione geografica strategica, sono all'incrocio di corridoi di trasporto europei, Lisbona-Kiev, oggi molto noto alle cronache visto il problema della guerra tra Russia e Ucraina, e Mediterraneo, Mar Baltico, e costituiscono i terminal delle autostrade del Mar Mediterraneo orientale. Chi lavora in porto? Lavorano donne e uomini con diverse specialità professionali, anche di alto livello, che quotidianamente fanno funzionare il porto come fosse un orologio 365 giorni all'anno e anche 24 ore all'anno. Quindi questo richiede molto sacrificio per tutti i lavoratori operativi che sono all'interno del porto, della portualità
e per tutti i lavoratori dei servizi tecnico-nautici, perché non esiste Pasqua, Natale, Ferragosto, devono andare avanti sempre per garantire che le navi possano entrare e uscire dal porto in sicurezza. È possibile quindi quantificare in 1200 aziende circa le aziende direttamente impiegate a Venezia. Questo è un dato che ho preso dai dati pubblicati sul sito dell'autorità portuale, e quindi contano circa 21.175 addetti complessivi diretti. Poi sempre su uno studio dell'autorità portuale, per far capire che il porto ha anche un retroterra che collega, è un balcone sul mondo praticamente il porto, e coinvolge tante realtà produttive, e si è stimato che coinvolge circa 90.000 lavoratori impiegati nelle attività. In particolare i lavoratori addetti direttamente nella movimentazione delle merci e delle persone possiamo descriverli con le seguenti qualifiche professionali. Figure di alto profilo sono i planner, quelli che gestiscono le stive delle navi, i responsabili operativi, gli addetti all'ufficio tecnico, all'ufficio operativo per l'organizzazione dei turni. Le figure di alto e medio profilo, gruisti, capinavi, magazzinieri di piazzale, preposti ai quadri sinottici, palisti, autisti, stecheristi, mulettisti, operatori di officine meccaniche e elettriche, gli operatori delle squadre di pronto intervento, anche sanitario, generici, operai generici, segnalatori, addetti alle pulizie piazzali delle stive, che i nostri terminalisti e Mauro sicuramente sanno meglio di me e conoscono. Io ho l'umiltà di tentare di rappresentarli, litigando a volte anche con i terminalisti. Buonasera comandante. Attualmente tutto questo personale, oltre ad avere requisiti di idoneità psicofisiche specifici, possiede requisiti e titoli professionali di alta specializzazione, formati in ambito portuale da DSP MAS anche per il tramite di CFLI, il Consorzio di Formazione, e dai terminalisti, ed inoltre le figure apicali amministrative possiedono un alto livello di scolarizzazione, quindi sacrificio, studio ragazzi, perché se no non riusciamo ad arrivare a conseguire l'obiettivo di essere spendibili sul mercato del lavoro e anche di produrre per la collettività una attività utile. Attualmente la tendenza delle imprese portuali è di assumere ragazze e ragazzi steggisti nell'ottica di fargli conseguire gli obiettivi formativi in funzione di assumerli con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perché guardate, oggi il mondo del lavoro, a causa del calo demografico, non so se l'avete mai sentita parlare di questo tipo di problema che abbiamo più posti di lavoro che lavoratori aspiranti, e quindi c'è necessità che una volta che i lavoratori vengono formati poi vengano anche fidelizzati, perché le aziende se li rubano uno con l'altro. Guardate, in ogni campo, dalla sanità ai trasporti alla scuola. Quindi bisogna effettivamente tenerseli e fidelizzarli, e noi nella nostra umiltà cerchiamo attraverso l'organizzazione sindacale di promuovere appunto questi percorsi formativi. Nel porto inoltre operano lavoratori dei servizi tecnico-nautici, marittimi imbarcati nei rimorchiatori, ricordavamo prima la società Panfido, i piloti del porto, gli ormeggiatori del porto di Venezia, personale dei raccordi ferroviari, i servizi antincendio e inquinamento, le guardie ai fuochi, spedizionieri doganali, agenti marittimi, servizi di rifornimento carburante, servizi alle persone per i passeggeri e guardie giurate. In più abbiamo anche il personale delle autorità competenti, il personale diretto di ADSP MAS, della Capitaneria di Porto, della Polizia di Frontiera, Dogana, Guardia di Finanza. E guardate, tutto questo personale ha veramente delle specializzazioni altissime, che è difficile, anche essendo su settori altamente specifici, ritrovare sul mercato del lavoro. Diceva prima il professore, il lavoro attualmente è ancora caratterizzato dalla nostra grande maggioranza di genere maschile, ma si iniziano ad avere validi esempi del personale femminile anche nei settori operativi. Vedi Vecon, abbiamo la moglie di un nostro comandante delegato di Panfido che è un comandante dei piloti del porto. Ma dal punto di vista del lavoro e sindacale, un tema caro anche a Monica,
per tentare di attuare veramente la parità di genere occorre tutti insieme cercare di favorire quella che si chiama work-life balance, ovvero la possibilità di conciliare gli impegni di natura familiare con gli impegni di lavoro. Perché purtroppo, come dicevo prima, il nostro è un lavoro ancora H24 molto duro, molto specifico, non tanto sulla questione dello sforzo fisico quanto sullo stress e quanto sul fatto che bisogna essere operativi RH24. L'altra cosa, per rendere ancora più attrattivo queste qualifiche che ho descritto prima, è che il mondo della scuola deve seguire la richiesta delle qualità, delle richieste professionali che fa il mercato. Adesso uno studente del Venier esce dalla scuola, 5 anni di studio, ma deve fare un percorso formativo nel dopo scuola per poter assumere il comando di diventare primo ufficiale. Guardate, una volta, visto che giochiamo in casa, si utilizzava a CTV che in convenzione col Giorgio Cini o col Venier dava la possibilità di far fare degli imbarchi con la scuola alternanza lavoro durante la stagionalità. Adesso mi sembra che ci sia ancora con il Venier, però sono molto pochi i giovani che vengono a tentare di trovare degli imbarchi fuori. Poi so che ci sono altre occasioni, ma come diceva il professore, anche in questo tipo di attività i giovani sono sempre più penalizzati perché sono poche le occasioni poi formative nel post scuola. Il porto di Venezia si sviluppa su una superficie complessiva di 2045 ettari e corrisponde al 5% dell'intero comune veneziano. Ha 30 km di banchine, 163 accosti, organizzati in 27 terminal, suddivisi tra terminal commerciali, industriali e passeggeri. In particolare Marghera riguarda i termini industriali, commerciali e terziari, è su 1447 ettari e a oggi dovrebbe avere un pescaggio di 11,5 metri, tali da poter consentire alle navi di poter accedere al porto. Il porto diffuso delle crociere, croceristico, abbiamo ancora, dopo il decreto Draghi, si sta cercando una soluzione definitiva per le crociere, però esiste ancora il porto diffuso. Sostanzialmente abbiamo 26 ettari in marittima per le navi più piccole, in modalità redentore TIB Vecon e Fusina con 4 accosti che vengono soprattutto nel periodo estivo in cui circolano le navi da crociera. Le aziende coinvolte dal porto di Venezia sviluppano una produzione diretta di circa 6 miliardi e rappresentano il 27% dell'economia comunale e il 13% su quella della città metropolitana. Quindi da questi dati possiamo capire quale opportunità sia il porto, una delle poche realtà sul territorio che possono portare lavoro per i giovani e sviluppo per l'intera collettività. Quante navi sono approdate? Durante il 2024 ci sono state 4.281 navi che sono accostate nel 2024 e nel primo semestre del 2025 2.171 navi, quindi il secondo semestre certamente non tradirà il numero del 2024, di cui 242 navi da crociera che hanno cubato circa 540.000 passeggeri. Pensate che Trieste cuba all'anno 520.000 passeggeri, quindi Venezia è ancora leader e dobbiamo fare di tutto perché rimanga on port sul canale Adriatico. Sono transitati poi circa 400.000 camion autoarticolati in un anno, nel 2024, per il trasporto solo dei container, che è l'unico dato che siamo riusciti ad avere un po' con più chiarezza. Mezzi che sono il più possibile green con la normativa europea sui motori endotermici e che passano per le nostre strade, quindi hanno un impatto anche sulla rete viaria nostra limitrofa del retroporto. Il sistema portuale veneto con modalità rinfuse, container ro-ro ha una spiccata vocazione multipurpose e i porti di Venezia e Chioggia in particolare lavorano e si relazionano con diverse filiere: agroalimentare,
siderurgica, chimica, energetica, oltre a quelle commerciali e turistiche, e non solo del Veneto ma anche del nord Italia, senza contare l'eccellenza a livello nazionale anche del porto clodiense per il mondo della pesca. Il porto del Veneto quindi in crescita, le tonnellate sono in crescita, abbiamo avuto tonnellate movimentate rispetto al 2023 un più 3,5% e sui container c'è un po' di flessione ma tiene, però è dovuta più che altro, mi confermerà Daniele, sul problema del Mar Rosso e della crisi geopolitica. Le crociere, anche queste hanno occupato 600.000 passeggeri e c'è stato un incremento del 7,7% dei croceristi. Certo, non sono le crociere che c'erano prima dell'intervento del decreto Draghi, perché sicuramente i passeggeri toccavano circa i 2 milioni di passeggeri. I dati sui traffici del 2024 quindi fotografano gli scali lagunari in netta ripresa, anche riducendo e utilizzando le procedure semplificate della ZLS che prima citava il professore, che sono già operative. I risultati si riscontrano nella tenuta sostanziale e nella ripresa dei settori chiave per i nostri scali, quali traffici siderurgici, alimentari e, per quanto riguarda i passeggeri, è il settore delle crociere. Di questi giorni, avete visto sui giornali, è partito anche il collegamento per l'Oriente del terminal della Volkswagen a Tenkara, quindi questo dimostra l'attività e la vitalità del nostro porto, che deve essere sempre di più incentivata. La zona logistica semplificata del Porto di Venezia è un progetto che ha l'obiettivo di dare al Veneto uno strumento in grado di fungere da volano di sviluppo per tutta l'economia regionale. L'istituzione della zona logistica, approvata dal DPCM del 6 ottobre 2022, aggiunge un ulteriore asset competitivo al sistema portuale veneto che, grazie al credito d'imposta e alle semplificazioni normative, porterà vantaggio al territorio sotto diversi profili: investimenti dei privati, creazione dei distretti produttivi, aumento quindi delle sinergie, crescita dei volumi produttivi e consumi, ma anche riqualificazione dell'ambito immobiliare. E ovviamente si prevede anche un incremento dell'occupazione, dell'export e del traffico. Concludo le sfide. Come FIT-CISL da tempo sosteniamo che il Porto di Venezia è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico, sociale, economico, industriale e culturale dell'Italia, del Veneto e soprattutto della sua città. Merita la possibilità di implementare la sua capacità produttiva in considerazione anche della sua centralità geopolitica. La porta dello stretto di Suez sull'Oriente, terminata la guerra russo-ucraina, che speriamo tutti avvenga il più presto possibile, pertanto con Odessa affacciata sul Mar Nero, continueranno a mantenere la centralità strategica del Mar Mediterraneo e quindi anche del Canale Adriatico, nonostante l'avvio sperimentale delle prime rotte artiche messe in opera dalla Cina. Pertanto le sfide che attendono l'autorità preposta e il cluster portuale, tutti quanti assieme, le possiamo così riassumere. Definire il nuovo piano regolatore portuale con Regione Veneto e quindi con chi sarà il prossimo governo della Regione Veneto e le amministrazioni comunali utili allo sviluppo del sistema portuale di Venezia. Garantire l'accessibilità nautica attraverso la manutenzione dei canali di accesso al porto, ripristinando il pescaggio anche del Vittorio Emanuele per consentire alle navi da crociera previste dal decreto Draghi di fare l'accosto in marittima, e l'implementazione dei servizi tecnico-nautici sempre più specialistici e digitali. Risulta necessario gestire in modo costruttivo tra tutti i soggetti coinvolti la complessità operativa portuale, i servizi tecnico-nautici, il lavoro portuale, l'autotrasporto, gli operatori ferroviari, i terminal, le compagnie di navigazione, gli spedizionieri, gli agenti marittimi, tutta la comunità portuale, tutti insieme per tentare di implementare e incentivare e sviluppare il porto. Avviare il nuovo modello regolato della gestione della risorsa idrica con l'Agenzia della Laguna, il MOSE, sviluppare numerosi e significativi progetti infrastrutturali per una portualità veneziana più adeguata alle esigenze del mercato,
più competitiva in linea con gli standard europei, come ad esempio l'infrastruttura elettrica utile anche allo sviluppo green del settore crocieristiche e con uno sguardo all'area di Monte Sindial, l'implementazione dell'idrogeno, ma anche consentire che il porto sia collegato attraverso all'alta capacità e la rete stradale viaria che ha sempre bisogno di essere implementata. Ultimare le concessioni demaniali per tutti gli operatori portuali interessati che possano quindi investire nel porto, e attraverso la partnership con i soggetti istituzionali deputati occorre rilanciare come volano di sviluppo socio-economico occupazionale la zona logistica semplificate nelle aree portuali, promuovendo l'interesse degli investitori ma soprattutto l'occupazione. Da ultimo ma non ultimo, lo ricordava anche prima il professore, rimane sullo sfondo la riforma legislativa della nuova società per azioni Porti SpA, in discussione nel Consiglio dei Ministri sul nuovo riassetto del sistema portuale italiano. L'auspicio è che la portualità veneziana mantenga il giusto dimensionamento nel contesto nazionale e che tale riforma dia la possibilità di superare quelli che sono stati i conflitti di competenze a cui abbiamo assistito tra i vari ministeri e le varie autorità. Vi ringrazio tutti. Un approfondimento sull'attività del porto commerciale con dei protagonisti di questa attività. Quindi chiedo ai nostri ospiti Mauro Marchiori, Executive Director di HP Venezia, Daniele Marchiori, General Manager Vecon, Mauro Piazza, Presidente della nuova compagnia lavoratori portuali di Venezia. Grazie. Se riuscite in una decina di minuti ciascuno. Sì, facciamo presto perché Marino ha parlato Chi parte? Adesso parto anch'io. Vai. Parto io. Buonasera. Funziona? Sì. Buonasera a tutti. Sì, basta che sia orientato, è sufficiente. È sufficiente, si sente bene. Allora, intanto sono contento che c'è tanta gente, ma soprattutto persone esperte del porto, persone che magari non conoscono bene la portualità e soprattutto i nostri giovani. Un po' di silenzio in sala, scusate. Soprattutto i nostri giovani che sono il nostro futuro per tutti quanti. Volevo solo fare, avevo già avuto a che fare col professore in altre presentazioni, Ca' Foscari all'epoca, confermo tutto quello che aveva detto, però insisto nel dire che la logistica, soprattutto per il nostro paese, è fondamentale ed è di rilevante importanza. Non ne parliamo l'aspetto marittimo ovviamente molto di più, perché prima di andare alla presentazione, che facciamo presto perché è già un pezzo che siete qua seduti ad ascoltare, sostanzialmente ricordiamoci sempre che quasi il 90% delle merci al mondo si muovono a mezzonave, valore un po' meno perché gli aerei portano via cose costose, però l'importanza è questa. E ricordiamoci che noi oggi siamo in Italia, che è un bellissimo stivale circondato dal mare, e quindi la parte logistica marittima rimane sempre la parte più strategica del nostro paese. Quindi il fatto che questa qua deve adattarsi, confermo come diceva il professore, ricordiamo che nei vari anni, almeno quelli che ho vissuto anch'io in porto, ma mi raccontano chi ha vissuto più anni di me in porto e ce lo racconteranno poi chi andrà, effettivamente c'è sempre stata una continua evoluzione, perché di mercato, di modalità, ricordiamoci che noi l'Italia siamo un paese di trasformazione, quindi pertanto le merci arrivano e partono, e ripeto, per la conformazione e la posizione geografica ovviamente via mare.
Andiamo nel caso specifico di Venezia e l'importanza del porto di Marghera per la città, e non solo per la città, questo è importante. Poi non do troppi dati che non vorrei mai che ci ripetiamo anche nella presentazione. Venezia ha delle particolarità che gli altri porti non hanno, perché ha il collegamento terrestre che è molto bello e pratico, perché non abbiamo nessun monte, nessun impedimento particolare nell'entroterra per trasferire le merci, quindi sia via treno che via strada, via gomma. Abbiamo appunto un buon collegamento ferroviario, quello là è fondamentale, perché rammento sempre a tutti che ormai si sta evolvendo anche nella portualità e quindi anche nella parte del green, quindi nella parte logistica intermodale fare più pezzi possibili con sistemi ecologici, in questo caso il treno, è sempre più utile. 3, che abbiamo la particolarità veneziana del fluvio marittimo. Rammento che abbiamo uno dei pochi fiumi italiani navigabile, non ancora al 100%, dopo non voglio dire gli argomenti, però effettivamente è uno dei pochi porti, Venezia e Chioggia, in cui si può avvenire anche lo scambio fluvio marittimo. Ecco cosa sta facendo FHP, perché effettivamente le persone che lavorano in ambito portuale proprio per questa evoluzione sono sempre più specializzate. È finito i tempi del portuale che era il classico stampina vado a lavorare, ormai parlavano prima di gru o di cose, le attrezzature e i meccanismi sono molto più complicati e più moderni di una volta. Si fanno delle attività sempre più particolari perché ci adattiamo sempre più, quindi abbiamo delle esportazioni di materiali molto particolari, in particolar modo project cargo, c'è qualche rappresentante qui che effettivamente porta parecchio lavoro anche nell'ambito portuale, alcuni colleghi che ci lavorano tutti i giorni, e soprattutto sta avvenendo sempre più a livello industriale. Una volta venivano spediti i vari pezzi nel paese di destinazione per poi essere assemblati, ad oggi vale sempre di più il classico, usano questo termine moderno, il plug-in, cioè in poche parole cercano di costruire il più possibile in casa e mandare pronto a essere utilizzato nel porto di destino. Cosa vuol dire questo? Che i pezzi e le attrezzature sono molto più grandi, quindi da movimentare ci vuole ingegneria, ci vuole uno studio, ci vuole una conoscenza tecnica, ci vuole una capacità e le risorse per farlo. Cosa sta facendo FHP? E quindi poi vado avanti per sistemare un po' chi siamo e cosa facciamo. FHP è un fondo che ha cominciato a vedere a livello infrastrutturale, è governato, la governance è un fondo infrastrutturale italiano, dove ha cominciato a vedere i settori strategici secondo loro a livello italiano quali erano, e uno di questi, vi confermo, è stato quello portuale. Nel 2019 hanno cominciato ad acquisire diversi terminal, diverse proprietà, perché i terminal break bulk, ha ragione il professore, dopo Daniele mi contraddirà un po', ma effettivamente il break bulk sta prendendo piede in modo importante, i container ormai sono consolidati, ci sono e avranno secondo me anche sempre una linea di incremento futuro, però il break bulk è cresciuto molto. E ci spiega per cortesia a noi che non siamo del mestiere cos'è un break bulk? Parlava prima il professore, cioè tutto quello che non è containerizzato, che non è liquido e che non è containerizzato. Grazie. Quindi dalla scatoletta, adesso esagero, la bottiglia d'acqua, a come dicevo prima queste enormi caldaie, enormi reattori che vengono fatti da importantissime aziende italiane e vengono esportati in tutto il mondo, dal Far East agli Stati Uniti, eccetera. Quindi effettivamente sta prendendo molto piede, perché effettivamente l'Italia è specializzata ed è molto brava a produrre queste cose qua. Quindi vengono, diciamo così, spedite in modo tradizionale. Cosa sta facendo FHP? Siccome i vari terminal che hanno sempre fatto queste attività erano sempre terminal nati da famiglie, piccoli imprenditori che sono stati bravissimi, perché altrimenti non avrebbero acquistato i terminal, hanno fatto un bel lavoro negli anni, però in questo momento non sei più singolarmente in grado di avere le risorse per poter affrontare gli investimenti, le difficoltà, il continuo variare del mercato e via dicendo, che devi continuamente formare le persone in un modo piuttosto che in un altro, quindi non è un lavoro standardizzato, anzi mi insegnano i miei colleghi, quasi mai, diciamo che sono meno le giornate regolari che non le giornate con imprevisti e irregolari. Quindi cosa fa FHP? FHP ha cominciato ad acquistare terminal, parte ferroviaria e facciamo anche molta parte di immagazzinaggio. Aspetta che vedo come si porta avanti qua, perché un attimo solo che arrivo, vado giù, troppo in giù. Cosa facciamo a FHP oggi? Oggi FHP è già presente con 9 concessioni in 6 porti a livello italiano,
abbiamo 7 società controllate, abbiamo un'estensione di aree di superficie per stoccare le merci di oltre 1.800.000, abbiamo circa aree di stoccaggio coperte oltre i 300.000 metri quadri, abbiamo oltre 6 km di banchine, un'infrastruttura ferroviaria di superiore ai 40 km, movimentiamo mediamente 10 milioni di tonnellate l'anno. Questo cosa vuol dire? Che a livello di break bulk siamo numero 1 a livello italiano, mettendo insieme i vari terminal, ed è questo che sta facendo FHP, sta creando questa rete, questa catena tra i vari terminal in modo tale da dare un servizio a chi deve importare o deve esportare le merci. Quindi il cliente arriva e dice: questa merce è da portare là, e noi cerchiamo di dargli in modo multimodale dallo sbarco della nave al trasporto fino, non dico un door to door perché andiamo da fondo stiva, però fino a destinazione fabbrica o viceversa in esportazione. Abbiamo nel settore portuale 560 dipendenti. Abbiamo acquisito da poco anche il terminal a Savona, quindi siamo presenti a Livorno, siamo presenti a Carrara, siamo presenti a Savona nella parte tirrenica, nella parte adriatica siamo presenti a Chioggia, a Venezia e a Monfalcone. Tutti i terminal, ripeto, break bulk, quindi tutte quelle merci che non vanno in container e nei liquidi. Abbiamo cominciato ultimamente anche dal punto di vista ferroviario. Dal punto di vista ferroviario abbiamo acquisito da poco una società che si chiama CFI, Compagnia Ferroviaria Italiana, a parte Merci Italia, d'accordo, ma è il primo vettore italiano ferroviario privato, dove facciamo oltre 6 milioni di chilometri, abbiamo 57 locomotive, oltre 1200 carri, anche lì 400 dipendenti e colleghiamo mediamente 7 paesi. Oggi siamo presenti con terminal ferroviari, sono quelli là in blu, quindi Fiorenzola e Piedimonte, lato tirrenico, lato adriatico, Villa Selva e Incoronata, e poi invece lavoriamo anche sugli altri siti, ma affidando a terzi, come diceva giustamente il professore, la logistica poi ci si affida molto anche a terzi. Cosa stiamo tentando di fare? Stiamo tentando di dare ai clienti un servizio il più completo possibile e la possibilità di poterci muovere. Ecco, ad oggi, e non è ancora finita perché FHP sta ancora crescendo, effettivamente dove siamo presenti a livello europeo. Quindi ci muoviamo dal sud Italia fino a buona parte dell'Europa. Ripeto, principalmente la parte marittima. Consideriamo, ricordo, che Venezia, tornando all'importanza del porto di Venezia, sui 10 milioni più o meno di tonnellate movimentate a livello italiano, 4 milioni e 500 mila tonnellate vengono movimentate solo nel porto di Venezia e Chioggia. Quindi diciamo che grazie ai vantaggi del collegamento su gomma e su ferro per le varie aziende, quindi ferriere, acciaierie, industrie, molte aziende che costruiscono questi reattori o pezzi addizionali hanno preferito poi portare anche la loro attività vicino al porto per essere molto più pratici, per portare i pezzi in porto e poter essere imbarcati sulle navi, e quindi effettivamente diciamo che buona parte della parte industriale che viene servita nel nord Italia passa attraverso il porto marittimo. Quindi l'importanza, tornando al discorso di prima, le persone, devono capire anche a livello cittadini l'importanza dell'economia del porto, quindi non solo i dipendenti diretti, che siamo in tanti, ma devono capire effettivamente l'economia che poi porta nell'indotto globale la portualità, e soprattutto il porto, come diceva il professore, è in continua evoluzione perché ci si adatta ai momenti. Vedete il momento geopolitico attuale, abbiamo avuto una volta la chiusura del canale di Suez, una volta i dazi, una volta Trump, una volta quello, quindi sei in continua evoluzione, ti devi adattare a quello che accade nell'ambito del mondo, ed effettivamente per far questo servono persone che effettivamente hanno fatto un percorso, che siano preparate, che capiscano che cos'è la logistica. In ambito portuale è corretto ricordarlo, l'autorità portuale attraverso anche altri enti ha messo in piedi dei centri di formazione che appunto accompagnano queste persone, una volta finito il periodo delle superiori, a fare altri 3 anni di corso con molto spesso dei periodi di pratica all'interno delle aziende, e come diceva Marino, adesso l'ho perso, ma effettivamente poi queste persone, il 96% mi sembra una percentuale elevatissima, vengono assunti in ambito portuale. Quindi effettivamente portare sulle scuole il significato e l'importanza di questo lavoro, diciamo che in questo momento sta diventando molto più appetibile di quello che era una volta. Una volta effettivamente si andava per conoscenze, sentito dire, oggi effettivamente sta diventando un'attività
fondamentale e principale, perché ripeto, per l'Italia la logistica è e rimarrà sempre l'elemento fondamentale. Basta, non vi rubo. Vorrei di passare ai container, però No. mi dispiace se Adesso ha un assistente speciale per No, te la faccio aprire. Buonasera a tutti, intanto Daniele Marchiori, sono il direttore di Iveco nel termine container di Non apre come io. Vai. Grazie. Questo video un po' parla di autocelebrativo, parla di PSA, il termine per cui lavoro, però sono voluto partire col video perché sia il professore che Marino Terlizzi che Mauro, tutti parlano, è brutto sentire che gli studenti alla domanda cosa vorrei fare dopo la scuola, il 95%, il 99% vado in banca, vado in assicurazione, dobbiamo fare in modo che questo non succeda. E questo video, quello che diciamo noi, spero serva a far cambiare idea almeno a qualcuno di loro. Il porto non è il porto di una volta, il porto come vedete è bello, è diverso, è tecnologico, è moderno, è pulito. Questo video fa vedere delle cose che sono importanti, ci sono delle signore, il nostro terminal ha la certificazione parità di genere, il primo terminal in Italia, quindi anche le signore lavorano dove lavoriamo noi, non dovete spaventarvi, è sostenibile, dice tante cose questo video, il porto sta diventando sostenibile, poi lo vedremo nelle slide che ci sono insieme, quindi il porto è un bel ambiente dove lavorare. Questo deve essere il concetto che vogliamo spiegare a voi. Quindi io lavoro per PSA, che è un terminalista, un terminal gestore di un terminal container, è il primo terminalista al mondo per quanto riguarda i contenitori. Ha 66 terminal, questi sono divisi in tutte le regioni del mondo, principalmente è nato in Far East, quindi parliamo di Cina, Singapore, Corea, queste sono le zone dove abbiamo più terminal. Adesso ultimamente la previsione che fanno alla capogruppo a Singapore è che le aree nuove da esplorare saranno l'Africa, l'India, il Messico, il Brasile, quindi ci stiamo concentrando più in queste aree qua. E quindi vedrete poi, se arriviamo a fare le slide, che siamo divisi un po' dappertutto. Ok, affinché professore noi apriamo il terminal una volta ogni 2 anni alle scuole, l'abbiamo fatto 2 anni fa, quindi era nel 2026, l'ultima volta c'erano 700 studenti, quindi elementari, medie e superiori, quindi l'invito vale e ritengo che queste cose, sono queste le cose che bisogna fare per far venire, per far apprezzare il porto alle persone. Quindi volentieri vi daremo magari con l'Anna le date e se volete venire ci farebbe sicuramente piacere. Parliamo, allora mi è stato chiesto di parlarvi un po' di porto. Il porto... Scusate un po' di attenzione. Ragazzi, allora, il mondo viene da 5-7 anni difficili perché siamo partiti con il Covid, poi per quanto riguarda il porto abbiamo avuto l'Ever Given che aveva bloccato il canale di Suez, poi è scoppiata la guerra in Ucraina,
poi è scoppiata la guerra in Israele e per ultimo abbiamo avuto Trump che con i dazi sta creando qualche problema. Vi dico solo che come sta cambiando il flusso del traffico mondiale, ad agosto ero in Cina 2 settimane fa, l'esportazione della Cina verso l'America è scesa del 50%. E quindi da una globalizzazione spinta totale che c'era 5-7 anni fa, adesso andiamo verso una deglobalizzazione. Si cerca, il cerchio è nato col Covid, si sta chiudendo con Trump, si cerca di cambiare questo modo di lavorare che era iniziato e il mondo va verso questa deglobalizzazione. I flussi stanno cambiando completamente, dai non importa ragazzi, rinunciamo. Tu Mauro mi slide? No, perfetto. La sera antica Mauro. I flussi stanno cambiando completamente e la bravura nostra sarà adattarsi. Il mondo del lavoro cambierà tantissimo nei prossimi 5-10 anni, quindi i giovani qui presenti saranno coinvolti pesantemente e avremo l'automazione, l'intelligenza artificiale che si sta affacciando anche nel mondo logistico. Adesso con terminal portuali non la usano ancora molto, però in paesi più avanzati di noi già si vede l'intelligenza artificiale che entra e che aiuta la gestione logistica dei terminal container, dei terminal portuali. Ripeto, la sostenibilità è una cosa su cui non si può non guardare perché tutte le grandi compagnie mondiali, e fortunatamente nel porto di Venezia ne abbiamo molte, perché nel porto di Venezia abbiamo i primi operatori del mondo a partire dall'MSC, FHP, PSA, il terreno del lavoro, hanno degli obiettivi che sono inderogabili, tutti quanti. Noi per esempio abbiamo una riduzione di CO2 del 50% nel 2030, del 60% nel 2035 e del 70% nel 2040. Obiettivi che non sono solo sulla carta, obiettivi che sono obbligatori, noi personalmente l'abbiamo già raggiunto, siamo passati al biodiesel, quindi tutti i mezzi del terminal sono alimentati da biodiesel che ha prodotto una riduzione di CO2 dell'80%, l'energia elettrica che compriamo è energia green. Queste cose che sono belle hanno dei costi, ma li affrontiamo volentieri perché senza questa direzione i grandi investitori, le grandi compagnie pensano che non sia possibile andare oltre. Qualcuno dice che nel 2030 i grandi fondi internazionali non investiranno in compagnie che non sono green, quindi non abbiamo alternative, il porto diventerà green come stanno diventando tutti qua. E questa è una bella cosa, perché per voi che dovete affacciarvi nel mondo del lavoro e che dobbiamo cercare di convincervi di venire in porto, sapete che venite in un ambiente bello, pulito, sicuro, la tecnologia aiuta ad essere più sicuri, a lavorare, non c'è più il portuale che lavora al freddo d'inverno e al caldo d'estate, ormai si lavora al fresco d'estate e al caldo d'inverno. I mezzi, adesso Mauro dirà tutto il contrario, ma i mezzi sono moderni, tecnologici, tutti i mezzi hanno dei computer, avete visto nel video i terminal sono computerizzati al 100% e i numeri sono importanti. Adesso io ho dei numeri leggermente diversi da quelli di Marino, però tu li hai presi dall'autorità portuale che magari saranno di 2 anni fa perché conoscevo 2024. Esatto, le statistiche dell'autorità portuale, ci sono 1500 imprese che lavorano in porto, il 15% della merce mondiale viaggia in container, tornando ai numeri che aveva detto Mauro, però di questo 15% il 60% del valore economico viaggia in questo 15%, quindi la merce che gira dentro i container ha un valore importante. Nei porti non si scambia solo merce pesante, merce trasformatori, blocchi di marmo, nei porti c'è tutto e i terminal portuali erano tra le poche attività con un codice Ateco che poteva lavorare durante il Covid. Questo spiega che è indispensabile il porto per la città. Noi dentro i container abbiamo medicinali, mangiare,
abbiamo giocattoli, così Babbo Natale, cioè tutte le cose, tutte le tipologie diverse che sono ricordate. Quindi il porto serve, ma dobbiamo spezzare questo odio, questa non simpatia che la città del porto, dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo crescere insieme. Avevo tanti numeri da dirvi, ma a memoria non me li ricordo, quindi non posso che fermarmi qua, lasciare a Mauro, che è un lavoratore portuale, che ci racconterà tutto quello di bello che è successo negli ultimi anni. La cosa più bella del porto. La cosa più bella del porto, adesso i portuali. Lasciamolo. Allora, agganciandomi un attimo a quello che diceva Daniele, è vero che i gruisti, mi dispiace, volevo invitarvi a venire al porto a trovarci, mi arrangerò con qualche professore. No, perché loro arrivano dal convitto di Sant'Elena, devono rientrare con Ci organizzeremo perché dobbiamo fare un evento e portiamo questa parte. I giovani sono le cose più belle del mondo, quindi bisogna portarli al porto, bisogna far conoscere, bisogna organizzare con i giovani. Allora, sono Mauro Piazza, presidente della nuova compagnia lavoratori portuali, gli eredi storici dei portuali. Allora, vi faccio una panoramica su come sono nate le compagnie lavoratori portuali. Negli anni 30-40 il porto era formato dalle banchine, dai piazzali, e c'erano 4, 5, 6 cooperative che lavoravano all'interno del porto. Ogni cooperativa aveva un suo compito, c'era chi doveva andare a bordo delle navi, chi doveva stare sotto bordo, chi era agli insaccaggi, chi era alle refuse, e ognuno aveva il suo compito. Nel 1945 lo Stato decide di formare le compagnie in tutti i porti d'Italia. Tramite l'articolo 110 le maestranze addette alle operazioni portuali sono costituite in compagnie o in gruppi, soggette alla vigilanza dell'autorità preposta dall'ufficio lavoro, era quella volta, no? E praticamente tutte queste cooperative, che c'erano 4-5, parlo del porto di Venezia, si sono riunite in un'unica cooperativa. Badate che l'unica cosa che serviva per essere assunti era sana e robusta Costituzione. Non c'era fedina penale, non c'era niente, era solo sana e robusta Costituzione, perché era un lavoro disumano. Difatti all'inizio, negli anni 40, 30, 40, 50, insomma, c'erano quelli che avevano fatto qualche marachella e allora per rimettersi nella legalità andavano a fare il lavoro che nessuno voleva fare, perché erano lavori veramente pesanti. Parliamo solo di badile e piccone, perché le stive alle rinfuse si insaccavano il materiale e con il piccone si rompeva e poi con il badile si portava all'interno dei mastelloni, li chiamavano, no? Ed era un lavoro veramente, i sacchi in spalla da 100 kg, ed erano persone di 80-90, quindi più del loro peso. Erano lavori appunto disumani. Poi, con le varie lotte dei lavoratori, varie lotte sindacali, come sappiamo, insomma, qualcosa si è saputo, credo. I lavori si sono trasformati.
Negli anni 70, ad esempio, sono arrivati i primi mezzi a bordo delle navi, perché una volta, ripeto, era tutto con badile, con un tubo che arrivava dentro le stive, che i lavoratori, 5-6 lavoratori, spingevano questi tubi e caricavano, sbarcavano la roba. Nel 70, ripeto, sono arrivate le prime macchinette, i cosiddetti Bobcat, ci sono ancora oggi, e aiutavano la manodopera, quindi anche insomma, infortuni un po' meno, perché insomma, erano lavori veramente disumani. E poi con l'andare avanti degli anni, insomma, si è sempre più progrediti. I sacchi da 100 kg per la legge dovevano essere a un certo punto a 50 kg, non più 100. Dopo, ad esempio, adesso devono essere al massimo 15 kg, quindi sempre tramite le lotte del sindacato e comunque anche cose insomma plausibili che si capiscono insomma, che dovevano andare così. Poi abbiamo avute, come diceva il professore, il porto è una continua evoluzione. Io quando sono stato assunto ero un po' perplesso perché ho detto dove sono andato a lavorare, perché sentivo bisogna fare questo, bisogna fare lo sciopero, bisogna così. Sembrava che il porto dovesse chiudere per un novizio da un momento all'altro, finché per quale mi ha detto Mauro, non ti preoccupare, sono 35 anni fa, mi ha detto sono 30 anni che sono qua e ho sempre fatto lotte. E io ho visto che da 35 anni adesso ho sempre fatto lotte. L'ultima lotta l'ho fatta a ottobre dell'anno scorso con 8 giorni di sciopero perché l'autorità portuale aveva firmato un accordo e mi limitò un po' così e non lo voleva rispettare, insomma. Siamo arrivati alla conclusione comunque. Tornando a noi, nel 2002 ci siamo trasformati anche noi. La riforma dei porti del 94 abbiamo iniziato un po' a modificare le nostre cose, insomma siamo diventati operai polivalenti, nel senso che ogni lavoratore portuale non era più con il badile e il piccone, ma aveva tantissime specializzazioni, cioè ogni portuale è gruista, steccherista, bobista, palista, commesso, stivatore, abbiamo, chi più chi meno ovviamente, dipende anche dall'età, abbiamo moltissime specializzazioni. Non siamo più quelli del badile, siamo operai molto specializzati. E ripeto, nel 94 è venuta fuori la legge. All'inizio abbiamo iniziato a costruire un terminal di merci varie perché eravamo gli unici a saper fare le merci varie ovviamente. Poi la legge col cambiamento nel 2003 siamo diventati l'interinale del porto, cioè gli unici in regime di monopolio a fornire i lavoratori ai miei amici qui, ai terminalisti. E nel 2003 appunto siamo cambiati, è subentrata a pieno la legge della privatizzazione, il porto non era più terra di nessuno e terra di tutti, ha cominciato a avere il terminal Vecon, il terminal multiservice, il terminal Transped e così via. Ogni pezzetto di porto, cioè il porto si è diviso in tanti pezzetti, questi pezzetti sono i terminalisti e noi con la nostra sede alla mattina, una volta alla mattina, adesso ci siamo adottati della tecnologia da un po' di anni, insomma, con l'avvento del telefonino, una volta cosa succedeva? La chiamata veniva fatta come? Loro chiamavano le maestranze e noi alla mattina alle 7:15 andavamo in chiamata e ci distribuivano i lavori. Con l'avvento appunto della tecnologia del telefonino, adesso quindi il lavoratore, si parla di flessibilità, l'abbiamo inventata noi praticamente.
perché alla mattina alle 7:15 sapevamo dire alla moglie se alla sera dovevamo lavorare, se potevamo andare a mangiare la pizza con gli amici che ci avevano invitato, insomma avevamo un po' la vita così. Adesso almeno alla sera alle 5 sappiamo, la sera del giorno prima sappiamo cosa possiamo fare il giorno dopo, ci siamo un po' evoluti. E diciamo che siamo in tutta Italia, no? Cioè abbiamo un'associazione a livello nazionale che coordina tutte le compagnie d'Italia e ci organizziamo insomma come dagli anni 60 insomma con questa associazione per i vari nostri diritti che abbiamo conquistato man mano nella cosa. Io mi fermerei qua e ripeto, se c'è la possibilità di venire a trovarci, noi saremo molto felici perché vogliamo far conoscere bene alla città e soprattutto ai giovani che magari ci organizziamo con i professori, farli venire, perché il porto secondo me è una cosa bellissima, è il mio lavoro ma lo faccio orgoglioso e molto felice. Abbiamo chiesto un ultimo giro di tavolo, quindi grazie di Emanuele, adesso mi sposto così gli altri due. Vorremmo conoscere, prego. Posso? Perché mi diceva, abbiamo qui anche il presidente degli agenti marittimi proprio di Venezia, ecco, Michele Gallo, che invito se un attimo a portarci no, nel senso che in porto, no, adesso sta parlando via Luca no, per dare questo segnale che in porto ci sono, allora qui è solamente uno spiccato ridotto di tutte le professionalità che vedo anche, insomma, gli ormeggiatori, abbiamo il presidente degli ormeggiatori, insomma, tantissime, Calderano che prima proprio, ecco, dov'è il punto? E tra l'altro io faccio parte di quella risicata percentuale un po' di pazzi che, pur essendosi laureata in giurisprudenza, ha scelto di fare la tesi ma non formale della polizia di carico del trasporto multimodale, cioè perché il diritto marittimo è l'apoteosi del commercio internazionale. A me era venuta la passione che giustamente era riuscito, anzi, parlava di commodities, mi ricordo il professor Querci quando insegnava nelle sue lezioni il diritto marittimo, e queste commodities che giravano, venivano scambiate in giro per il mondo prima di arrivare, e venivano quindi monetizzate prima di arrivare a destino. A me da ragazza, magari si vedranno insomma il video, aveva suscitato quella passione proprio, che addirittura è una nicchia del diritto commerciale secondo me internazionale, e questa scelta a suo tempo fatta, non interessa qua in questa sede a nessuno la scelta personale, adesso mi consente di, parlavamo prima in macchina con il vicepresidente Raul Guatti, cioè ci sono tanti avvocati, cioè mi consente anche di beneficiare di quella nicchia e quindi economicamente di vivere diciamo decorosamente, anzi, quindi tutto dipende dal capire che qui abbiamo una nicchia sulla quale i giovani di cui parlavamo, se riescono a intravedere la via, hanno veramente, non tutti come tutti, potrebbero avere quella soddisfazione e magari diventare anche CEO, direttore dei terminal, perché stiamo parlando presidente della cooperativa, presidente di un agente marittimo, presidente di agente, cioè sono quelle cose che nessuno studente, nessun ragazzo, perché non conosce la realtà del porto e lo considera sporco nel senso tradizionale del termine, ma si apre un mondo. Parlava del break bulk e lì si chiama project cargo, cioè io ho assistito a operazioni di questa natura, sono richieste professionalità, periti, la contrattualistica è molto il settore, assicuratori che però sono anche quelli di nicchia, quindi c'è un mondo da scoprire e quindi
noi abbiamo dato questo contributo, come dire, in joint, però veramente bisogna arrivare, secondo me, ai ragazzi con questa potenziale, con questa passione che poi stimola a impegnarsi. Quindi spero che adesso anche il Presidente degli Agenti Marittimi ASMAR Veneto, qui del Veneto, dia... Grazie, scusate. Mi chiedo, mi scusi, un saluto breve, mi interessa sapere anche l'ultimo giro sulle sfide per il porto. Grazie. Sì. Allora, arrivo subito al dunque. Intanto ringrazio, era inaspettato questo mio intervento. Ringrazio. Volevo focalizzare su un punto nodale, ritengo. La portualità esiste perché esistono due soggetti ai quali vengono dati tutti quanti i servizi che avete dato, che sono il cliente e la merce, ovvero sia gli importatori e gli esportatori, che vengono rappresentati in genere dagli spedizionieri, e dall'altra parte gli armatori, che mettono i vettori, praticamente, che sono rappresentati dagli agenti marittimi. Questi due soggetti fanno e trasportano i traffici a livello mondiale. Praticamente circa l'80% mi pare degli traffici mondiali vengono trasportati, è stato dato un dato riguardo i contenitori, l'80% della merce nel mondo circa si muove a bordo di navi. È ovvio che perché si muove a bordo di navi l'80%? Perché in genere sono grandi masse, parlo di grano, di acciaio, cioè le cosiddette commodities che fanno girare l'economia mondiale, che sono la base di tutto quanto. Quindi il motore del mondo è il commercio e i due attori principali sono questi che ho menzionato. In mezzo ci sono tutti quanti i servizi di cui si è parlato ampiamente prima, dai terminal, da tutte quante le cose che sono state dette, però è indispensabile che venga vista, diciamo, la completezza strategica, cioè il puzzle all'interno del quale si compongono le cose. Poi scusate, non ho capito bene cosa voleva che lasciassi spazio agli altri, mi pareva. No, devono fare il giro di casa. La domanda finale. Quindi mi limito solamente a dare queste indicazioni che secondo me servono a dare l'ampiezza. No, perché gli agenti marittimi rappresentano queste grandi navi che arrivano in porto, sono anche, e quindi veramente hanno un ruolo focale e anche con le istituzioni qui presenti. No, ma c'è tutta una ragion d'essere, il termine senza legame. Devo intervenire, perché se no non riesco Grazie. Ci tenevo l'ultimo giro era la sfida porto per i prossimi 5-10 anni. Il professor Soriano ha detto che deve lasciarci, allora chiederei se ci può fare il suo un flash. Grazie a tutti. Grazie. Innanzitutto vi ringrazio ancora e mi scuso, ma questioni familiari mi impongono di lasciare. Io direi veramente in grandissima sintesi, in tempi ragionevoli, le questioni di fondo sono i dragaggi dal punto di vista del porto, la zona logistica semplificata come modello commerciale per attrarre investimenti, sburocratizzare, eccetera, eccetera. Ovviamente vediamo cosa succede all'interno della legge di riforma, perché quella sarà un punto chiave.
nei tempi un po' più lunghi, mi pare che il rapporto con l'Agenzia della Laguna e quindi la questione del porto regolato sarà fondamentale. Ovviamente si potrebbe dire molto altro, ma mi fermo su queste cose che sono già un ampio programma per i prossimi anni. Vi ringrazio ancora e buon lavoro. Allora, in effetti un porto competitivo, attrattivo e sostenibile. Competitivo nel senso che deve essere pronti ad affrontare le sfide che sono sempre più difficili, sempre più a picchi, porto regolato, problemi. Il porto deve essere veloce a rispondere a queste sfide, quindi competitivo. E la ZLS è un qualcosa che attrae investimenti, quindi cose come la ZLS, penso ad aiuti perché Venezia è una città particolare, e sostenibile non si scappa, io continuo a dire deve essere sostenibile sia da un punto di vista green e poi deve essere anche un posto dove si lavora bene. Quindi queste sono le sfide che io vedo per il porto nei prossimi anni. Per quanto riguarda noi portuali, dobbiamo continuare a crescere, a specializzarci sempre di più, a diventare ancora più bravi rispetto ad oggi. E per il porto volevo tornare un attimo sul discorso dell'eco, di queste cose qua. Noi amiamo Venezia, non è che la città non fa parte del porto. Venezia e il porto e il suo porto possono coesistere e andare avanti assieme. Non è che una cosa esclude l'altra. Quindi io dico, se si parla, se ci parliamo, andiamo avanti assieme, come abbiamo sempre fatto. Siamo gli eredi di Marco Polo, quindi Venezia senza un porto è una bestemmia. Come sempre che ultimo meno cose, ne ho avute tante. Comunque no, quello che serve è fondamentale per il porto oggi e domani è la flessibilità ed essere pronto ad affrontare tutto quello che andrà a cambiare repentinamente nella geopolitica mondiale. Deve essere una logistica integrata, non dobbiamo più vedere solo la singola banchina, la singola nave, dobbiamo vedere anche il collegamento terrestre, come agevolare i clienti per attrarre che vengano a Venezia, eccetera. E confermo green, infatti volevo far presente, purtroppo dopo non andava il video, confermo che poi sarete tutti invitati, ma ancora è giugno dell'anno prossimo, Venezia, vi assicuro, sarà il primo porto nel quale, che si parla sempre dell'alimentazione delle navi a livello elettrico, no? Per far spegnere i motori alle navi, no? Noi saremo il primo termine e cominceremo ad utilizzare nel break bulk sempre le gru che si spegneranno i motori diesel e si alimenteranno a livello elettrico. Quindi adesso i lavori di elettrificazione delle banchine saranno completati in primavera dell'anno prossimo, stiamo allestendo le gru, quelle che possono essere adattate a questo sistema, quindi da giugno dell'anno prossimo Venezia potrà anche avere la bandierina e dire che è il primo porto in cui le gru nel break bulk funzionano a livello elettrico. Basta, niente. Io ovviamente non posso altro che essere d'accordo con gli altri relatori, la metto però dal punto di vista sociale. Auspicherei che il porto non venisse più visto come una sorta di entità estranea alla città, che venga visto non come un ecomostro da abbattere, ma come un'entità invece integrata nella città, che può essere occasione non solo di lavoro ma anche di socialità. E mi sento di dare un'idea a chi la può prendere di convocare gli stati generali del porto e aprirsi per l'appunto alla cittadinanza, a tutte le istituzioni, in maniera tale da rendere possibile questa cosa. Grazie. Con questo grazie ai nostri ospiti, grazie a CISL Venezia,
Propeller Club Porto Venice, grazie a voi che siete stati qua, a chi ci ha seguito in streaming, e a una prossima iniziativa. Buona serata. Grazie.